Così cattiveria, quando mi è successo tante volte che ho vedo bar, qua e là, mai una roba. Ne ha viste tante Giuseppe Vanin nei suoi 62 anni di vita, come non è la prima rapina che ha subito da quando gestisce il bar di Viale Cairoli fuori Porta Santi 40, ma mai come ieri sera. Il resto preferisce non raccontarcelo e ci invita fuori dal suo locale. È ancora scosso per quei due avventori che verso le 21 di venerdì sono entrati nel bar Santi 40 e invece di chiedere un caffè o uno spritz gli hanno chiesto i soldi in cassa e per essere più espliciti hanno tirato fuori una pistola, non si sa se giocattolo, sicuramente senza il tappo rosso. Di corporatura robusta, Vanin non è stato a verificare bene se sotto il cappuccio fossero o meno di colore, ma sotto la minaccia dell'arma ha preferito consegnare i 100 euro che erano in cassa. Non contenti gli hanno chiesto anche l'orologio al polso, un Rolex di notevole valore. Solo a quel punto hanno deciso di andarsene, inforcando le biciclette che avevano appoggiato fuori. Gente poco esperta, secondo gli investigatori, che sarebbero già sulle loro tracce grazie alle numerose telecamere presenti in tutta l'area. Ma credo che sia stata la rapina di due disperati in bicicletta, perché abbiamo consegnato le immagini delle videocamere di sicurezza alla questura e quindi credo che a breve questi verranno anche presi. Mi dispiace ovviamente per il barista che è stato vittima di questa rapina e sia necessaria la solidarietà da parte di tutta la comunità, però è anche bello vedere che c'è una rete di videocamere di sorveglianza che funziona e delle forze dell'ordine pronte a intervenire.